Va ora in onda Bianco, Rosso e... in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Conegliano e alle telespettatrici e telespettatori di Veneto Globe. Bene, benvenuti a questo appuntamento settimanale con il mondo del vino e noi proseguiamo. La scorsa volta vi abbiamo parlato di vite, vi abbiamo introdotto questa pianta meravigliosa fino ad arrivare all'uva e adesso andiamo a vendemmiare, giusto Claudia? Esattamente. E cosa succede durante la vendemmia? Si raccolgono ovviamente i grappoli e l'uva. Bene, allora cosa aspettiamo? Aspettiamo la maturazione. E tu mi dici, quando l'uva è matura? Appunto, quando l'uva è matura si va a vendemmiare, no? Ma non è proprio così scontato. Ah no? No, magari. La fai facile, allora, tu cara mia. Spiegami bene, Claudia, come mai non è così facile? Perché solitamente la maturazione di un frutto avviene quando cade per terra e per l'uva non è assolutamente così. A noi serve che l'uva sia ancora bella ferma lì in vite. Ho capito, quindi come si farà mai a capire? Se devo capire se una mela è matura... La tasti oppure... la mangio subito. Esattamente. Allora, diciamo che nel caso dell'uva destinata alla produzione del vino, un tempo c'era effettivamente anche la possibilità di andare a capire subito, immediatamente, se l'uva era matura proprio tramite l'assaggio, quindi si capiva qual era l'equilibrio tra i componenti all'interno dell'acino, già mettendolo in bocca, sgranocchiandolo, cercando di capire anche la maturazione delle sostanze che sono presenti nella buccia, nei vinaccioli. Ma allora come si chiama questo tipo di maturazione? Allora abbiamo due diverse maturazioni che vengono scelte dall'enologo a seconda del progetto vino. Ce lo porteremo fino alla fine questo progetto vino, a mio avviso, che si è deciso di fare. Quindi avremo una maturazione tecnologica che vede la presenza di acidi e zuccheri all'interno della nostra bene amata polpa, di cui abbiamo parlato nella scorsa trasmissione, e avremo invece un altro tipo di maturazione che è quella fenolica. Questa invece vede un equilibrio di sostanze coloranti con sostanze aromatiche. Le prime crescono con l'andare della maturazione, invece le seconde inversamente diminuiscono. E cosa succede? Succede che non vendemmiamo allo stesso tempo in tutto il mondo. Uno, perché appunto, come dicevamo la scorsa trasmissione, siamo in due emisferi diversi e quindi con stagionalità totalmente capovolte, ma non tutte le persone hanno l'opportunità di avere colline lungo i mare piuttosto che pianure, quindi insomma, a seconda... mi stai dicendo che in ogni posto, in ogni dove una vendemmia sì, a sé, dipende da dove esattamente. siamo, e quindi andremo a vendemmiare diversamente perché le uve diversamente matureranno. Sì, infatti qui da noi a Conegliano praticamente non c'è quasi più nulla di prosecco in vite attualmente, però stanno attualmente vendemmiando in pianura, ad esempio le uve bianche un po' più tardive piuttosto che le uve rosse. E questo perché? Perché quando vogliamo fare un prosecco che ha un vino spumante abbiamo bisogno di un'acidità molto più viva e quindi faremo una vendemmia con una maturazione che prediliga la presenza di acidi all'interno dell'acino piuttosto che di zuccheri, mentre quando vorremo un vino passito, ad esempio, lasceremo addirittura l'acino appassire in vite per avere una concentrazione aromatica e di zuccheri
sempre più maggiore. Le due paroline magiche sono appunto maturazione fenolica, maturazione, e poi c'è anche questo benedetto pH che a noi può far pensare la pubblicità di un bagnoschiuma o di un sapone. In realtà il pH misura il grado di acidità, quindi più basso è, più acido è, più alto è, più basico è, e pensa che i mosti viaggiano con acidità, se la neutralità è sul valore 7 andiamo tra i 3, anche tra i 2 e i 3 valori di pH, quindi direi acidini assolutamente, ma questo serve, quindi abbiamo detto per le bollicine serve per poter avere delle basi che siano particolarmente fresche, anche perché poi devono fare 2 fermentazioni, ma questo ve lo spiegheremo più avanti. Nel caso dei rossi invece empiricamente cosa si può dire con la maturazione fenolica? Tutte le sostanze coloranti devono essere al punto giusto, ma se voi aprite una bacca, ecco, i vinaccioli, che sono i 2, 3, 4 semini presenti all'interno della bacca, devono non essere più verdi, devono essere marroncini. Insomma, Claudia, per capirci, quando li mettiamo sotto i denti non dobbiamo pensare di avere al posto di un molare un pezzettino di pellet, insomma devono essere sufficientemente maturi. Croccantini Croccantini, anche, ecco. Quindi facendo un ricapitolo, l'importante è andare nell'ordine corretto poi per quello che sarà il vino finale. Quindi prima andiamo a vendemmiare i bianchi con cui facciamo degli spumanti, poi dei bianchi diciamo classici, poi i rossi, cosa dici? Ma potrebbero essere i Cabernet, da noi sono sia Sauvignon che Franc. Esatto, e ovviamente quando noi usiamo questo ordine non è sempre diciamo canonico, perché ci sono delle varietà di uve bianche o di uve rosse che hanno dei cicli diversi, quindi hanno delle maturazioni diverse. Non lo so, pensiamo al nostro bellissimo Raboso che fino ai primi di novembre o a un ottobre tardivo ce lo ritroviamo ancora in pianta, quindi è molto diverso. Sì, rispetto a una volta decisamente, perché il prodotto si è evoluto e quindi un motivo per cui adesso abbiamo dei super mega rabosi da bere è anche il fatto che resti in pianta un po' più a lungo rispetto a una volta. Perfetto, allora raggiunto il grado di maturità cosa facciamo? Andiamo a vendemmiare, allora possiamo... raccogliamo. Raccogliamo, allora andiamo a vendemmiare. Ma come si può vendemmiare? Ci sono svariati modi. Allora Claudia, tu l'altra volta mi hai procurato i guanti, io ti ho procurato le forbici. Allora andiamo a vendemmiare manualmente. Questa è la classica vendemmia che assolutamente è d'obbligo, soprattutto in certi posti d'elezione, ma fondamentalmente perché non è possibile arrivare con le macchine. Quindi con le forbici si vanno a tagliare i singoli grappoli, si va a tagliare il pedicello e poi con molta delicatezza non si fa il lancio del grappolo, ma la deposizione del grappolo all'interno delle cassette in modo tale che ci sia un minor sversamento di liquido possibile, perché poi mi raccomando, ecco, attenzione! Il vino, quello che si deve fare pigiandolo con i piedi, lo si fa dopo. In questo momento noi stiamo vendemmiando e raccogliendo l'uva. Ovviamente il vantaggio principale è quello di poter, già quando andiamo a vendemmiare, di scegliere dei grappoli. Se c'è qualcosa che non va possiamo scartare alcuni grappoli. Se invece vogliamo vedere un altro fondamentale vantaggio è appunto che devono essere i più integri possibili. Ci sono ovviamente dei vini che hanno bisogno della massima integrità della buccia perché particolarmente delicati per le successive fasi di vinificazione. Pensiamo ai vini poi passiti, quindi le uve che devono lentamente appassire, però ci sono anche delle forme di allevamento e delle situazioni in cui la vendemmia manuale è proprio d'obbligo. Esatto. E che vendemmia manuale, giusto Claudia? Qui si parla di vendemmia eroica. E dove l'abbiamo questa vendemmia eroica? Beh, vi dico semplicemente andate nelle nostre colline di Valdobbiadene e guardate la pendenza che abbiamo, non c'è metodo di arrivarci se non a mano.
a piedi. Con le gerle della Befana, Esattamente, quindi proprio sulle spalle. E quindi ci vuole anche un certo eroismo per arrivare a farla, piuttosto che mi viene in mente in Valle d'Aosta, dove le viti non hanno un'altezza sufficiente per raccoglierle dall'alto e ci si devono infilare sul dorso per poter arrivare a tirare giù i grappoli ad avere il nostro nettare nel bicchiere. Ok, ho capito, quindi lo svantaggio principale della vendemmia manuale è la fatica. Esattamente, Quindi ci vuole un po' di fatica, io la vedo poeticamente, però sono dei momenti tosti anche perché solitamente sono molto concentrati. Ci sono a volte delle piante per cui vengono scelte doppie vendemmie, ossia si fa un primo passaggio, di solito anche questi sono fatti manualmente. Esatto. Per avere il chicco più maturo, la parte di grappolo che invece non è ancora arrivata a maturazione si decide di lasciarla in pianta e si ritorna, quindi oltre che di spegno di fatica diciamo che anche di mezzi ed energie. Beh, allora Claudia, io direi facciamo anche una proposta alternativa, perché non si vendemmia solo manualmente, per fortuna. Un altro, diciamo, svantaggio è che comunque queste operazioni manuali richiedono ovviamente tanto tempo e spesso e volentieri, soprattutto anche quando fa molto caldo, bisogna essere veloci, tirare giù l'uva, Sì. portarla in cantina, iniziare subito la fase di vinificazione, perché i lieviti non aspettano, appena vedono un po' di mosto cominciano e partono con tutte le loro operazioni di fermentazione. Esatto, i lieviti sono sempre lì vispi che attendono ancora sulla bacca, sulla pruina, giusto? Che vi abbiamo spiegato la volta scorsa. Quindi ci sono delle possibilità di intervenire con dei macchinari che entrano nei filari, quindi servono questi bellissimi filari dritti come delle siepi, le macchine scuotono con una certa determinazione, diciamo, le piante e cadono giù gli acini, quindi rimangono in pianta gli scheletri dei grappoli. Tutto studiato per filo e per segno, perché se avrete mai occasione di andare a visitare una cantina che ha una di questi gioiellini a disposizione, vi spiegheranno che viene calibrato tutto per filo e per segno. Assolutamente, le operazioni sono molto più veloci in questo caso, però è ovvio che avremo acini integri, acini un po' più spappolati, poi avremo del mosto, quindi avremo già, diciamo, queste tre parti che però correranno velocissimamente in cantina, perché sennò il caldo, che spesso è il nemico di questa fase di raccolta, incombe. E allora però si può fare un'altra cosa. Esattamente, perché cosa si fa se è caldo? La nostra azienda è distante da dove facciamo la vendemmia. Io pagherei un po' di più l'Enel, così magari facciamo un po' di illuminazione in un momento tendenzialmente buio. Esatto, si scelgono sempre dei momenti della giornata in cui le temperature non siano così afose e molto elevate, della serie che al sud vendemmiano molto spesso la notte e qui subentra tutta la poesia, perché ci si può solo immaginare cosa possa essere una vendemmia notturna manuale, magari a lato del mare, piuttosto che abbiamo iniziato ad usarla anche qui al nord per il prosecco. Certo. Esatto, e altri modi per ovviare alle temperature sono non solo la notte, ma farla nei momenti iniziali della giornata, e quindi questo è d'obbligo, esatto, assolutamente. chi di voi o tra i vostri amici avrà avuto l'onore di fare una vendemmia sa che la sveglia è all'alba, senza ombra di dubbio. Certo, quindi ricapitoliamo, insomma, abbiamo capito che la maturazione non è così semplice da definire, giusto? Sì, c'è tutto un piano studiato dietro a seconda del vino che si vuole andare a produrre, c'è uno studio, ci sono macchinari, c'è tuttora l'enologo che scende in vite ad assaggiare, a vedere, a cullarsi l'uva per capire quanto manca, c'è il terrore che arrivi la pioggia, perché di questo non abbiamo parlato, ma è un nemico, perché come il caldo è un nemico per l'ottenimento di un buon vino e
e per bloccare, diciamo, la fermentazione si cerca di evitarlo, si cerca di evitare anche la pioggia perché scialacqua via tutto quello che c'è sul lacino, quindi possono essere dei lieviti piuttosto che delle altre sostanze. Può annacquare direttamente il vino perché portando il grappolo bagnato in cantina, certo, aromi e profumi. L'uva respira, l'uva continua a vivere finché non tranciamo il grappolo dalla pianta. E poi ovviamente bisogna dire che la vendemmia è un periodo molto molto ampio, a seconda delle varietà, a seconda del vino che vogliamo fare, possono trascorrere anche dei mesi dalla prima varietà che andiamo a vendemmiare piuttosto che l'ultima, quindi poi dipende, insomma, si può scegliere che vendemmia fare a seconda di come si presta il vigneto, manuale o meccanica, se voi la volete fare notturna o piuttosto che eroica, è sicuramente un'esperienza da provare. Quindi abbiamo vendemmiato la nostra uva, a questo punto direi che possiamo corre velocemente alle nostre cantine. Non toglietevi le scarpe perché insomma cerchiamo di darvi qualche informazione tecnica in più per ottenere dall'uva il mosto, quindi non allarmatevi. E ci rivedremo alla prossima puntata in cui vi spiegheremo più che altro la vinificazione in bianco, visto che in teoria è quella che viene fatta prima delle due. Insomma, a noi i bianchi ci piacciono, li vogliamo bere, esatto. E quindi non vediamo l'ora di spiegarvi come si fanno per poi poterli anche assaggiare. Esattamente. Intanto quindi noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo alla prossima puntata. Alla prossima puntata e al prossimo grande vino bianco. Ciao da Karen. Ma è rosso! È vero, è rosso. Vedremo. E Ciao da a tutti. Claudia. Avete visto ed ascoltato Bianco, Rosso e in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori.